Le criticità dei distretti sociosanitari della regione siciliana, ma anche le prospettive per il futuro, per un miglioramento dei servizi offerti, sono state analizzate in un incontro promosso dalla Democrazia Cristiana di Favara che si è tenuto ieri presso il Castello di Chiaramonte. Presenti al convegno moderato dall'avvocato Antonietta Vita, commissario cittadino dell'ADC Favarese, l'assessore regionale alla famiglia, politiche sociali e lavoro, onorevole Nuccia Albano, la dirigente generale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, dottoressa Maria Letizia Di Liberti, e l'onorevole Carmelo Pace, capogruppo DC all'Arse. Presenti anche alcuni sindaci, assessori comunali e funzionari dei servizi comunali di competenza del distretto sociosanitario. Intanto voglio ringraziare Antonietta Vita, commissario cittadino della Democrazia Cristiana, perché ha voluto questo incontro, e ringraziare Nuccia Albano, la dottoressa De Liberti, perché è un incontro molto caldo, molto acceso. Capisco gli animi, perché il beneficiario finale, che poi è l'individuo, solitamente la persona debole, da troppo tempo i finanziamenti non arrivano a destinazione. È un meccanismo che si è inceppato, e se oggi noi abbiamo accettato questo incontro è perché conosciamo la problematica, ma soprattutto vogliamo trovare insieme ai territori una soluzione. Siamo nella fase della programmazione. Parlare con le istituzioni, con i sindaci, con gli assessori, parlare con le associazioni, parlare soprattutto con le persone che poi alla fine dovranno usufruire dei finanziamenti regionali che molto spesso non arrivano, è una formula per arrivare ad una soluzione. Noi ci siamo, stiamo mettendo la faccia e speriamo che da qui a poco possiamo dare anche delle risposte significative a chi di dovere. In realtà ci sono molte criticità perché i dipendenti non sono formati ai requisiti che vengono chiesti per la rendicontazione. A tal fine noi abbiamo fatto recentemente una riunione invitando tutti i sindaci e gli addetti dei distretti a Palermo in presenza dei dipendenti del Ministero che si occupano appunto dei distretti, per dare appunto tracciare una via e poter risolvere queste criticità e poter affrontare un futuro in maniera più positiva. Il messaggio che dobbiamo dare è alla gente che soprattutto noi ci rivolgiamo ai più fragili, ai meno fortunati di noi, è quello che ci dobbiamo battere tutti per poterli aiutare, soprattutto per arrivare a queste risorse economiche di cui tanto hanno bisogno. Diverse le associazioni operanti sul territorio presenti all'iniziativa, con in primo piano la Federazione Regionale Movimento Noi Liberi, che hanno puntato il dito sulle tante criticità e i ritardi dei distretti sociosanitari, chiedendo un sostanziale miglioramento ed anche un potenziamento dell'offerta dei servizi sociosanitari e soprattutto maggiore attenzione per un settore così delicato che molto spesso si fa forza e va avanti solo grazie all'impegno di associazioni e famiglie. Il sistema oggi impedisce ad una presa in carico delle persone con disabilità gravi. Il distretto, con questo sistema che c'è in atto oggi, non è nelle condizioni di farlo, perché non è possibile, con questi stralci di decreti, di assegnazioni di riparto, senza una vera programmazione di un'assegnazione di contributo economico destinata alla persona, perché noi non possiamo continuare ad avere prima le risorse e poi individuiamo il tuo bisogno. Allora da dove partiamo? Partiamo da un dato concreto, perché qua ci sono moltissime famiglie che vivono quotidianamente questa difficoltà. È inutile che ci giriamo attorno sulle 1000 anche articoli legislativi che possono essere recepiti o no. Viviamo nel concreto. Nel concreto cosa stiamo vivendo? Facciamo una domanda, una richiesta per l'accesso per un riparto che arriva. L'anno scorso le persone disabili gravi hanno dovuto fare 4 richieste per accedere a 4 riparti dello stesso fondo.